E torneremo in Ucraina, veniamo adesso alle celebrazioni per la 77esima festa della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Ripartiamo dunque dalla giornata del Capo dello Stato nel servizio dell'inviata Nadia Zikowski. Resiste chi si oppone all'invasore, chi mette a rischio la propria vita combattendo con le armi o senza. Quella che il Capo dello Stato nel giorno della liberazione dedica alla resistenza è una riflessione che unisce storicamente il nord e il sud della penisola, l'Europa al dramma dell'Ucraina. In questa imprevedibile e drammatica stagione che stiamo attraversando in Europa, il valore della resistenza all'aggressione, all'odio, alle stragi, alla barbarie contro i civili supera i suoi stessi limiti temporali e geografici. L'omaggio a tutti i resistenti all'altare della patria, poi quello alla meno conosciuta lotta per la liberazione al sud, ad Acerra, teatro di una delle più efferate stragi naziste della storia. Quasi 90 morti civili, donne, anziani, bambini. La deriva della guerra va arrestata subito prima che possa danneggiare ancora la convivenza internazionale, insiste, per riprendere il cammino della pace che non è, aveva detto Mattarella, una resa. Per ripristinarla, perché possa tornare a essere il cardine della vita d'Europa. E nel giorno della festa della liberazione vi raccontiamo la storia di una staffetta partigiana, oggi 94enne. La sua testimonianza e il suo messaggio per i giovani, la Resistenza dice una cosa bellissima. L'inviata Anna Milana.